Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Catania, rogo alle ciminiere, la procura ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo, il comandante dei Vigili del Fuoco, le fiamme innescate dall'esterno, distrutti 2 piani, salvo il museo. Palermo, inchiesta sanitaria, riprenderanno domani gli interrogatori dei 18 indagati sugli appalti truccati in Sicilia, salta il vertice all'Ars, maggioranza a pezzi, Cateno De Luca regala un diserbante a Schifani per disinfettare la regione. Storia a lieto fine a Comiso, durante un temporale la piena del torrente che attraversa la città trascina una donna, salva grazie all'intervento dei carabinieri. Manca oltre un mese al Natale e i prezzi dei voli da e per la Sicilia sono già schizzati alle stelle. Ritorna il bonus sconto del 25% della regione, ma solo per i residenti dell'isola. Si è conclusa la missione Cuori Ribelli del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina in Camerun. Sono stati 38 gli interventi in 8 giorni che hanno restituito speranza di vita ai piccoli pazienti operati. Calcio, il Catania si gode il primato in classifica e si concentra sulla partita di sabato a Casarano. Per Toscano non ha ammesso alcun calo di concentrazione. Bentrovati, in apertura ancora il rogo delle ciminiere a Catania. La procura ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo. Tante le manifestazioni di solidarietà, l'arcivescovo Renna si augura che presto il centro possa tornare alla sua attività. Il sindaco Trantino dice: reagiremo. La buona notizia è che il rogo non ha comunque interessato i musei e le aree fieristiche. Orazio Longo. Uno scheletro devastato dal fuoco è quello che rimane dopo l'incendio che ha colpito il piano superiore del teatro del centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Tutto in pochi minuti e questa colonna di fumo a squarciare il cielo, all'imbrunire. È stato un incendio che è partito dall'esterno del teatro, quindi un cosiddetto incendio di facciata, che si è propagato lungo questo involucro ligneo che avvolgeva interamente il teatro e ha aggredito in maniera molto significativa la cupola che, essendo interamente in materiale legnoso, a un certo punto ovviamente non ha retto, non essendo cemento armato, ed è collassato. Nessun ferito, ma si vuole capire la dinamica e le cause. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, dai social invita la città a non demoralizzarsi. Catania ha reagito a ben più tragiche calamità, ha scritto. Adesso è il momento di mostrare la nostra attitudine alla resilienza per ricostruire non solo un simbolo, ma un importante centro convegnistico. Solidarietà espressa dall'arcivescovo Luigi Renna, che si augura che presto il centro possa riprendere la sua attività. Sul disastro è intervenuto anche il deputato Manlio Messina, che parla di colpo al cuore per un luogo simbolo di Catania. È il nostro dovere garantire che questo luogo torni presto a vivere e ad accogliere cittadini e turisti, ha detto. Adesso l'area che si preparava ad accogliere incontri e iniziative natalizie dovrà essere messa in sicurezza. La buona notizia è però che il rogo non ha interessato i musei e tutte le aree fieristiche. E adesso l'inchiesta sanitaria su quello che viene definito il sistema Cuffaro. Riprenderanno domani gli interrogatori dei 18 indagati sugli appalti truccati. Intanto ci sono state le prime ammissioni. Manlio Viola. Una pausa per mettere insieme quanto raccolto negli 8 interrogatori di ieri e preparare gli interrogatori di domani. Pubblici ministeri e GIP oggi lavorano sulle carte, calando nel contesto dell'inchiesta le timide ammissioni che sarebbero state fatte dalla presidente della commissione di assegnazione della gara da 17 milioni dell'ASP di Siracusa, Giuseppa Di Mauro, che avrebbe confermato che il rinvio dell'aggiudicazione alla DUSMET era avvenuto su pressione dell'allora direttore generale dell'ASP Alessandro Maria Caltagirone, nominato ai vertici dell'azienda secondo l'accusa su indicazione di Saverio Romano, e che i punteggi delle ditte partecipanti erano stati modificati. Ferdinando Aiello, consulente che avrebbe mediato fra l'impresa e l'azienda sanitaria, ha invece respinto ogni accusa. Rinviato l'interrogatorio di Paolo Emilio Russo, altro componente della commissione di gara. Per tutti pende la richiesta di arresto su cui il GIP si pronuncerà nei prossimi giorni. Nella mattinata a comparire davanti al GIP di Palermo Carmine Salustro, ieri, oltre ad Aiello, era stato Vito Fazzino, manager dell'ASP di Siracusa, che ha invece portato carte e fornito spiegazioni che hanno
convinto gli inquirenti tanto da indurre la procura a ritirare la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti. Domani toccherà ad Alessandro Maria Caltaginone, il manager dell'ASP di Siracusa sospesosi, rispondere alle domande dei PM e del GIP sulla gara Dussman. Poi si passerà al concorso per 15 stabilizzazioni all'ospedale Villa Sofia, partendo dall'ex manager dell'ospedale Roberto Colletti e continuando con Antonio Iacono, e infine dalla presunta tangente al consorzio di bonifica della Sicilia occidentale con l'interrogatorio del direttore generale Giovanni Tomasino, nei confronti del quale intanto la Regione ha avviato un procedimento disciplinare. Solo dopodomani, venerdì 14 novembre, infine davanti al GIP compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso e Saverio Romano. Salta il vertice all'Ars della maggioranza di centrodestra che a pezzi gli autonomisti di Raffaele Lombardo si defilano, tutto è in divenire. Il governatore Schifani intanto incontra i deputati della DC e nel frattempo per il presidente della regione Sicilia arriva un regalo particolare dal leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. Sentiamo Marco Gullà. Nessun vertice di maggioranza, tutto rinviato a data da destinarsi, formalmente per il forfait già annunciato ieri sera dagli autonomisti di Raffaele Lombardo, che hanno fatto sapere che non avrebbero partecipato, ma in realtà c'è da ridefinire la maggioranza dopo l'estromissione dal governo dei cuffariani. Una situazione in divenire. Il governatore Renato Schifani ha intanto incontrato i deputati del gruppo della DC. I parlamentari hanno ribadito pieno e convinto sostegno all'attività del governo all'Ars, la totale lealtà e la presenza costante a supporto del percorso politico e legislativo intrapreso dal presidente Schifani, rinnovando piena fiducia nel suo operato. Acque però che restano agitate. Ieri il sit-in del Fronte Progressista in cui sono state chieste le dimissioni di Schifani. Oggi invece il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha voluto provocatoriamente mandare un messaggio al governatore. Il diserbante con quello che è lo strumento che è utilizzato in agricoltura e non solo per disinfettare, che comunemente viene detta pompa, perché bisogna liberare il sistema da incrostazioni che ormai sono denominate lobbizzazione dei servizi pubblici essenziali. De Luca sottolinea le dimissioni di Schifani a che cosa servono, a chi sono utili, non servono. Schifani è stato eletto dai siciliani. E Schifani ha il dovere, il diritto e l'obbligo, mi permetto di dire, di governare ed amministrare questa terra, ma di farlo con buon senso e soprattutto cambiando quelli che sono gli elementi strutturali e patologici di questa terra. La Commissione regionale antimafia smentisce di aver chiesto la revoca della concessione demaniale alla società italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello. Sentiamo i dettagli da Maglio Viola. Non c'è nessuna relazione conclusiva della Commissione regionale antimafia che consiglia ad alcuno di revocare la concessione alla italo-belga, la società che gestisce la spiaggia di Mondello. La smentita alle notizie circolate in queste ore arriva direttamente dalla medesima Commissione regionale antimafia, che si sta occupando sì della vicenda, ma non è giunta ad alcuna conclusione finale. Sarà cura della Commissione, che sta continuando il suo lavoro di approfondimento, dare notizia dell'esito, si legge a conclusione della nota ufficiale di smentita. Anche la regione siciliana, indicata come omissiva nella fase dei controlli, non ci sta e precisa. Non abbiamo alcun timore reverenziale nei confronti della società italo-belga, dice l'assessore Giussi Savarino. Se dovessero emergere irregolarità siamo pronti ad assumere i provvedimenti necessari, ma attendiamo comunque l'esito degli approfondimenti istruttori da noi richiesti alla prefettura di Palermo, conclude. Intanto la vicenda sbarca anche alla Commissione nazionale antimafia, che invece ha convocato Ismaele Lavardera, il deputato che ha lanciato la crociata contro la italo-belga, per essere ascoltato. La Commissione ascolterà anche la stessa società e chiederà tutti gli incartamenti relativi alla concessione demaniale sia alla Regione che alla Prefettura. Adesso una storia a lieto fine che arriva da Comiso. Un temporale improvviso nei giorni scorsi ha provocato la piena del torrente che attraversa la città. La massa d'acqua si è riversata nel centro abitato e una donna è stata trascinata dalla corrente. Salva grazie all'intervento dei carabinieri. Sentiamo Veronica Barbarino.
Era una strada che percorreva ogni giorno, ma stavolta, per la signora Tina, quel breve tragitto si è trasformato in un incubo. Ci troviamo a Comiso, dove la 64enne, a causa del forte temporale di venerdì scorso, è stata sorpresa dalla piena improvvisa del torrente Cucca, che ha trasformato via Duca d'Aosta in un fiume in piena. Io parcheggio di solito sempre qua, però stavolta non c'era posto e ho messo la macchina lì, dove è questa rossa. Avevo l'ombrello, se buono mi appoggio e così mi trattengo. Nella macchina sono arrivata, nella ruota. Mi sono tenuta, però la forza dell'acqua era troppo e così sono scivolata da tutto qua, che qua era un fiume. La donna, trascinata via per diversi metri, è riuscita poi ad aggrapparsi ad una transenna. Però le mani non ce l'hanno fatte, sono uscita a velocità. Io qua sono morta. Proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri in transito ha notato la scena. I militari hanno fermato l'auto e senza esitare, con l'acqua alle ginocchia, sono riusciti a raggiungere Tina, portandola in salvo. Mi hanno alzata, mi hanno dato un poco d'acqua qua nel bar, sono state tutte gentilissime. Nella disgrazia ho avuto questi due angeli che mi hanno salvato. Scossa e con alcune contusioni, ha rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo tornare a casa. Una storia di paura e prontezza che la città non dimenticherà facilmente. Manca oltre un mese al Natale e nei siti di prenotazione delle compagnie aeree i prezzi dei voli da e per la Sicilia sono già schizzati alle stelle. Ritorna intanto il bonus con lo sconto del 25% della regione, ma solo per i residenti in Sicilia. Desiree Ferlito. Inseriamo l'aeroporto di partenza, Milano, per Palermo. Partenza lunedì 22 dicembre, ritorno il 27. 444 euro da Milano Linate a Catania e viceversa. Si avvicina il Natale e il caro voli si ripresenta puntuale come gli addobbi natalizi. Stessi giorni della settimana, date ipotetiche di febbraio. Ecco che i prezzi scendono più del 50%. Dalle low cost a ITA è un rincorrersi di aumenti. Aggiungendo il bagaglio il prezzo lievita di altre 100 euro. Meno caro viaggiare dalla capitale per merito della maggiore disponibilità dei voli di diverse compagnie aeree. Con Ryanair si spendono da 150 a 250 euro a persona andata e ritorno, una cifra simile a quella di Aero Italia che con ITA Airways applica automaticamente lo sconto del 25% della regione siciliana, ma solo per chi, anche se fuori sede, è ancora residente in Sicilia. L'elenco dei voli dai costi proibitivi è già lunghissimo, da 700 euro per arrivare a Palermo da Londra, per poi ripartire la prima settimana di gennaio con ITA, a circa 400 euro da Bologna verso Palermo e Catania con Ryanair. Un problema che non risolve certo il treno Sicilia Express, poco più di 500 i posti disponibili, finanziato dalla regione che quest'anno, puntualizza l'assessore ai trasporti Aricò, costerà quanto lo scorso anno. E c'è un aggiornamento che riguarda la politica. Domani è venerdì, i deputati delle forze di opposizione all'ARS, PD, Movimento 5 Stelle e Controcorrente si riuniranno nell'abbazia benedettina di San Martino alle Scale, in provincia di Palermo, per discutere della situazione politica regionale, delle conseguenze delle indagini in corso e della finanziaria regionale. I parlamentari delle tre forze politiche si intratterranno nell'abbazia a partire dalle 17:30 di domani fino alla tarda mattinata di venerdì. È tutto a seguito dell'inchiesta sugli appalti truccati in sanità in Sicilia. Cambiamo argomento, si è conclusa la missione Cuori Ribelli del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, che ha visto l'equipe di Sasha Agati in Camerun. 38 gli interventi in 8 giorni, 106 nel 2025 per dare speranza a tanti piccoli pazienti. Francesco Triolo. Si è conclusa la quarta e ultima missione in Camerun del team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina, diretta a Sasha Agati, impegnata nel progetto Cuori Ribelli. In 8 giorni di attività al General Hospital di Yaoundé sono stati operati 38 bambini affetti da gravi cardiopatie congenite, portando a 106 il numero complessivo di interventi eseguiti nel 2025.
Noi abbiamo cercato di dare in questo anno il massimo che riuscivamo per loro, per mettere nelle condizioni migliori per affrontare, per continuare questa attività che è molto difficile, molto complessa e che ha bisogno continuamente di essere supportata. Per noi sicuramente è stato un grande impegno, non una grande fatica, ma sicuramente il risultato ti soddisfa e ti dà la grande voglia di continuare, di portare avanti un progetto al quale siamo fortemente legati. Il progetto, finanziato dalla Onlus Una Voce per Padre Pio con il supporto dell'ASP di Messina, ha consentito all'equipe del CCPM di Taormina di lavorare fianco a fianco con i colleghi camerunensi. Il giorno in cui è stato eseguito l'intervento numero 100, l'equipe ha ricevuto anche la visita della nuova ambasciatrice di Italia in Camerun, Natalia Sanginiti, che ha potuto constatare di persona il clima di collaborazione e umanità all'interno del reparto. Durante la missione sono state trattate diverse patologie cardiache congenite, dalle più comuni fino ai casi più complessi, bambini che in precedenza non avevano possibilità di cura. La missione di Yaoundé si conclude, ma il team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica continuerà a portare speranza. A dicembre sarà per la prima volta in Benin, dove il diritto alla salute è ancora un privilegio. A Catania la Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente per 7 giorni le attività di un bar in via Domenico Tempio e di un chiosco bar nei pressi di piazza Federico di Svevia, in quanto erano diventati abituale ritrovo di pregiudicati. A deciderlo il questore. Adesso una pausa e poi parleremo del dialetto siciliano. A tra poco. Ad Agrigento, cinema e impegno civile. Al Concordia si è aperta la 47esima edizione dell'Efobo d'Or Film Festival. Davide Sardo. Al Cinema Concordia di Agrigento si è alzato il sipario sulla 47esima edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival, inaugurata dal Focus Film Palestine, che richiama con forza l'attenzione sul dramma di Gaza e sul potere del cinema di raccontare l'umanità dietro il conflitto. Protagonisti i registi Stefano Savona e Sefide Farsi. Il primo con Piombo Fuso, documentario girato nella striscia di Gaza. La seconda in collegamento da New York con Metti la tua anima nella tua mano e cammina, dedicato alla fotoreporter Fatima Assona, uccisa in un raid israeliano. In dialogo con loro la scrittrice Evelina Sant'Angelo per un confronto intenso su cinema, verità e memoria. In occasione di Agrigento, Capitale della Cultura 2025, l'Efebo proseguirà al Concordia fino al 15 novembre e poi a Palermo dal 26 al 30 novembre. Dialetto, musica e identità. Oggi le lingue dialettali non chiedono più spazio o riscatto, ma se lo prendono con forza, anche grazie alla musica, che porta sulla scena nazionale e internazionale il parlato dei nostri nonni. In un mondo sempre più globalizzato, il siciliano aiuta a portare nuove emozioni. Eva Spampinato. Il poeta siciliano Ignazio Buttitta temeva la morte del dialetto. Gli artisti, invece, lo hanno mantenuto vivo per ampliare le potenzialità espressive dell'italiano standard. Lo scriveva già il linguista Roberto Sottile, analizzando oltre 250 testi musicali, da Franco Battiato a Carmen Consoli, che, fatalità, oggi ritorna dopo tanti anni con un nuovo album interamente in siciliano. Rosalia, una delle voci più innovative e influenti del pop mondiale, nel suo nuovo album inserisce un brano in dialetto siciliano, Focuranni, omaggio diretto a Santa Rosalia. E poi c'è Idda Valeria Romeo, giovanissima cantante catanese, che riscopre gli antichi canti dei mestieri siciliani. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Il Catania si gode il primato in classifica e si concentra alla sfida di sabato contro il Casarano. Pugliesi reduci da 4 sconfitte consecutive, ma Toscano non si fida. Tonino De Mana.
guarda tutti dall'alto verso il basso ed ora non può più nascondersi. Per la promozione diretta in Serie B il Catania c'è. A fronte di scongiuri più o meno legittimi, la squadra di Mimmo Toscano punta al bersaglio grosso, spinta da un pubblico che dopo le delusioni degli ultimi anni è autorizzato a sognare. Dopo 13 giornate comanda il Catania, che adesso è chiamato a confermarsi a partire dalla sfida di sabato, calcio d'inizio alle 14:30 sul campo del Casarano. Trasferta delicata sì, ma non impossibile, al cospetto di un avversario che sembra aver tirato il freno a mano con 4 sconfitte nelle ultime 4 partite che hanno smorzato l'entusiasmo iniziale. Ad aggravare la situazione i numeri della difesa, con 13 reti al passivo negli ultimi 4 incontri. Catania, che deve quindi approfittare dello stato di appannamento dei pugliesi, e per farlo ha un solo risultato: vincere. La partita casalinga contro l'Altamura ha confermato i progressi di una squadra che sembra aver blindato la difesa, soprattutto al Massimino, dove ancora non ha subito reti. Una crescita di gruppo che coinvolge tutti i reparti, perché se la difesa non prende gol, il merito è anche del prezioso lavoro dei centrocampisti. Seduta mattutina per i rossoazzurri, assenti lungodegenti Aloi, Martic e Chilafi, quest'ultimo operato a Roma dal professore Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ancora out per squalifica Gherardi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.